Buonasera. Il procuratore di Torino Giancarlo Caselli, in merito allo scontro tra la Procura di Palermo e il presidente Napolitano, dice: il nostro paese è teatro di una guerra vera e propria, non contro la crisi economica o contro la disoccupazione o contro l'evasione fiscale o contro la corruzione. La vera guerra che si combatte è contro la Procura di Palermo e il bersaglio principale è il PM Antonio Ingroia, un magistrato pupillo di Paolo Borsellino, da sempre in prima linea contro la mafia. Un pubblico ministero che, anziché godere della stima e della fiducia di tutti per il lavoro pericoloso che sta svolgendo, viene trattato alla stregua di un poco di buono. Addirittura, ricorda sempre Caselli, al Senato, mentre veniva ricordato il suo nome per un gravissimo attentato contro di lui, una parte dell'Aula ha fatto un corretto di irrisione appena è stato pronunciato il suo nome. Pare incredibile che in un paese in cui le mafie sono l'antistato e fatturano oltre 150 miliardi l'anno di euro, chi le combatte rischiando la vita venga diviso all'interno nel nostro massimo organo rappresentativo. Per coloro che non conoscono i fatti o hanno la memoria corta, tutto nasce dalle telefonate che Mancino fa al Quirinale, preoccupato per l'accusa di falsa testimonianza dei PM palermitani che indagano sugli attentati mafiosi e della trattativa che c'è stato tra lo Stato e la mafia siciliana nei primi anni 90, periodo in cui Mancino era ministro dell'Interno. Indagini che la Procura di Palermo sta svolgendo per trovare chi nelle istituzioni ha trattato con la mafia colpevole di quelle stragi. Mancino ha quindi paura e chiede aiuto al Quirinale, ma le sue utenze telefoniche sono intercettate e così emerge, come scrive La Repubblica e il Fatto Quotidiano, Mancino ha parlato tra diverse telefonate anche 2 volte direttamente con il Presidente della Repubblica dei suoi problemi giudiziari con la Procura palermitana. Quasi tutti i media hanno gridato allo scandalo di lesa maestà. Hanno tonato che il Presidente non si può intercettare, che quelle 2 intercettazioni devono essere distrutte prima che siano rese pubbliche. Tutti i politici di destra, di sinistra, di sotto e di sopra, ad esclusione di Antonio Di Pietro, si sono trasformati in corazzieri a difesa del Presidente. Alfano, che non si dimentica mai di essere il segretario del partito di Berlusconi, ne approfitta per dichiarare che serve subito una legge sulle intercettazioni che taglierebbe le unghie ai magistrati inquirenti, imbavagliando pure l'informazione. Travaglio invece si chiede: Napolitano con la denuncia alla Corte Costituzionale accusa Ingroia e compagni di attentato contro il Capo dello Stato, per cui se è vero ciò che dichiara, questi PM hanno violato le prerogative del Presidente della Repubblica, bisognerebbe quindi processarli per eversione contro lo Stato. Mi chiedo perché non lo facciano, perché non lo fanno una cosa di questo tipo. E sempre Travaglio scrive che se Napolitano vuole che la Consulta colmi i buchi e i vuoti normativi sulle intercettazioni indirette al Presidente, se ne deduce che non esiste nessuna legge che imponga ai PM di distruggerle. Per cui se la legge non esiste e c'è un vuoto normativo, Ingroia e i suoi colleghi del pool di Palermo, fino a quando restano in vigore le leggi attuali, non possono, ripeto, non possono distruggere le intercettazioni senza la presenza del difensore di Mancino e del GIP, del giudice delle indagini preliminari. Napolitano dice che il ricorso alla Corte Costituzionale non lo fa per interesse personale, ma per non creare un precedente che potrebbe limitare le prerogative dei suoi successori. A me pare, e dico pare, che se nelle sue telefonate con Mancino non ci fosse nulla di compromettente, Napolitano avrebbe interesse che diventassero pubbliche, senza creare tutto questo caos istituzionale, indebolendo in tal modo gli inquirenti palermitani. Chiudo con le parole pronunciate all'inizio dell'intervento del PM Roberto Scarpinato, procuratore generale a Caltanissetta, fatto durante la commemorazione del 20ennale della morte di Paolo Borsellino e della sua scorta, non riportato dalla quasi totalità dei media e che spiega con chiarezza in quale infido terreno si stanno muovendo questi eroici magistrati palermitano. Caro Paolo, dice Scarpinato, stringe il cuore a vedere talora tra le prime file nei posti riservati alle autorità anche personaggi la cui condotta di vita sembra la negazione di quei valori di giustizia e legalità per i quali tu ti sei fatto uccidere. È come se non bastasse, intorno a costoro si accalca una corte di anime in livrea, di piccoli e grandi maggiordomi del potere, di questuanti pronti a piegare la schiena e a barattare l'anima in cambio di promozioni
In carriera, poche ore prima, nel Palazzo di Giustizia di Palermo sono state lette le parole inviate per la commemorazione dal presidente napolitano. Non le hanno applaudite. Salvatore e Rita Borsellino, fratello e sorella di Paolo, Leo Luca Orlando, sindaco di Palermo, Sonia Alfano, figlia di un giornalista ucciso dalla mafia, e Antonio Di Pietro, l'unico leader politico che non ha accettato di partecipare alla delegittimazione, direi meglio, alla lapidazione del pool antimafia di Palermo. Arrivederci a mercoledì prossimo.